Eder, Mek, Pallister. 4 anni fa Liliana Resinovic spariva da casa, era una mattina del 14 dicembre 2021 Fra 2 giorni. e alla fine l'unico indagato sei tu. Va bene. Hai raccontato di una commemorazione del marathon e Liliana che se ne vuole andare quando vede Sterpin. Secondo Sterpin è una fesseria. È assolutamente falso, anche perché se parliamo di quegli anni 2000-2005, ecco, io mi sono sposato con Liliana nel 2005, dimmi te, che rapporto posso... Io penso che l'innominato può confondersi. Non pronuncerò più quel nome là, perché non... Sai, ormai come pronunci il nome ti arriva o una querela, non voglio più nominare. Se dici certe cose vuol dire che comunque, ti dico, so che noi andavamo a vedere con Liliana le varie gare che venivano organizzate a Trieste, anche perché c'erano sempre i suoi amici e le sue amiche che facevano sport, che continuavano a fare sport. Di conseguenza mi diceva la domenica o mattina, in genere era quei giorni là, andiamo su che c'è la staffetta o c'è questo, c'è quell'altro, ricorrenza, e di conseguenza andavamo insieme là. Io facevo le foto come sto facendo adesso. Io continuo a fare quello che ho sempre fatto, e allora tutto quello che ho fatto in questi anni sono nei hard disk. Liliana era una persona pura, sensibile. Magari per non essere sospetta andava da Sterpin portandosi dietro te. Andava col marito. Durante avvenimenti, non è che su questo non voglio neanche discutere di tutte le cose che dice questo signore. Se ha delle prove, se ha delle cose, delle immagini di questi raduni con la moglie, con le figlie, che ne so, di qua e di là, chiami le persone a testimoniare e vediamo, ma a me non mi interessa. Io ti dico quello che è successo a me quel giorno lì in cui abbiamo fatto questa registrazione con Valentina. Siamo andati al campo di Muggia. Lei è andata volentieri, mi ha detto guarda c'è una rimpatriata, la parola esatta. Sì, si celebrava una prestazione storica di Claudio Sterpin. Non lo so io questo. Liliana mi fa guarda c'è una rimpatriata a Muggia dove ci sono tutti i miei ex così amici che facevamo sport del marathon. E ho detto, vengo volentieri, dai, così facciamo anche qualche bella foto, così, qua e là, no? Come arriviamo là, c'era solo questo innominato in mezzo al campo, solo lui era. Lei l'ho vista, non dico che è sbiancata, però ha avuto un attimo così di cosa, e mi fa, Sebastiano, portami via di qua. Giuro questo, te lo giuro. Veramente forse si è resa conto di qualcosa che non andava bene. Ma poi parliamo del 2000-2005. Io e Liliana ci siamo sposati nel 2005, perciò non ero sempre, diciamo, il matrimonio poi. Però parlando del 2005 tu e Sterpin avete preso un abbaglio. Io no, io non mi sbaglio su queste cose qua, assolutamente. Io mi ricordo perfettamente, non accetto niente, è una sua sensazione, è una sua sensazione. Capisci? Io sono sicuro. Sono sicuro di questo. Ma se tu ti ricordi benissimo quell'episodio, evidentemente sei rimasto scioccato, traumatizzato quella volta. Trauma? Che trauma? Sì. Di tutte queste cose che vengono dette non me ne frega assolutamente niente. Ti dico sinceramente, sono cose che pensa questa persona, forse confonde l'amicizia con dei sentimenti, perché l'amicizia è una cosa. Ma che amicizia? Ha detto che si dovevano sposare lui e Liliana. Lui dice che, ma una domanda, ma la famiglia sarebbe stata d'accordo che lui sposasse Liliana? Questa è una cosa che mi piacerebbe sapere. Non lo so, è una mia sensazione. Questo è vero, le figlie di Sterpin non avrebbero apprezzato la cosa. È vero che tu seguivi Liliana quando era con lui?
Dai, adesso se dobbiamo continuare con queste cose qua, me lo dici, mi prendo, vado via, non è un problema. Io non voglio sentire cosa dicono quelle cose. Io sono venuto qua per parlare di Liliana, di questo che siamo arrivati al 4º anno. E la verità dov'è? Questo è quello che mi ferisce a me. Cioè, dopo 4 anni, con tutto quello che abbiamo vissuto, ti ricordi i primi anni che venivo qua, ero, capisci, con quel cappello. L'11 c'è stato un sit-in a Trieste. Tutte le persone intervenute con la famiglia Resinovic sembravano convinte che tu in questa storia abbia un ruolo. Ci troviamo di fronte a dei familiari e degli amici, no? Che dicono queste cose qua. Ma io, guarda, chiedo di un triestino, di gente che ci conosceva, cioè qualcuno che dica le stesse cose. Non c'è, perché lo dicono solo loro. Guarda caso, solo loro dicono queste cose qua. Io non ho da dimostrare niente. Noi abbiamo vissuto insieme, abbiamo viaggiato, abbiamo avuto una storia d'amore veramente forte, capisci? In momenti anche di difficoltà, perché comunque la perdita della madre, aver lasciato il lavoro, Liliana si è trovata un po' spaesata e io gli sono stato vicino. Abbiamo viaggiato, abbiamo centinaia di migliaia di Ma foto. se Liliana fosse stata ancora viva, cosa avreste fatto, per esempio, a Natale? Io e lei. Intanto andremo in giro nei mercatini, come andavamo a Lubiana, come andavamo a Salisburgo, come andavamo in giro per l'Italia e per l'Europa. Io non devo dimostrare la mia innocenza. A me non mi interessa niente quello che pensano gli altri, a me interessa quello che... Io ti dico, se hanno qualcosa contro di me o verso di me, qualcosa che secondo loro mi possono diciamo avvicinare a quello che è successo a Liliana, per carità, io sono qua a disposizione. Anch'io cerco la verità, non pensare che pensano solo loro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.